conclude nel secondo giorno di interrogatorio dell'ex assessore Renato Boraso. Il suo legale ha scelto il silenzio. Parlerò alla fine, ha detto. Una vicenda dai contorni oscuri, quella intorno all'incidente avvenuto sul passante di Mestre. Tra le ipotesi di indagine della procura c'è anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si preannuncia un sabato da bollino nero su strade e autostrade del nord-est, massima attenzione sulla A4 Romea Iesolana e gli snodi più critici della A27. Con la fine dell'estate si avviano a conclusione gli interventi più urgenti per l'impermeabilizzazione di Piazza San Marco, un miglioramento significativo, ma sulla carta il progetto non dovrebbe fermarsi qui. Venezia e Lido si preparano a vivere il momento d'oro della stagione, i prezzi degli alberghi sono quelli di alta stagione, ma si può già fare una previsione per l'anno prossimo, ottimismo tra gli albergatori veneziani. La 3 giorni degli Scout a Verona, dove ieri sera si è esibito Gianni Morandi, emozioni, musica e riflessioni sulla felicità per i 50 anni del gruppo Agesci. Basket, l'Umana Reyer femminile è pronta a ripartire per una nuova stagione con la volontà di tenere alto il loro scudetto, anche se non sarà facile. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca giudiziaria con l'inchiesta Palude che ha travolto il comune di Venezia. Nel secondo giorno di interrogatorio dell'ex assessore Renato Boraso, il suo legale, l'avvocato Umberto Pauro, ha scelto il silenzio. Seconda giornata di interrogatorio in procura a Venezia per l'ex assessore comunale alla mobilità Renato Boraso, arrestato con l'ipotesi di reato di corruzione e unico tra gli indagati ancora in carcere, quello padovano, da un mese. È arrivato poco prima delle 11, uscito verso le 17. Non rilascio dichiarazioni, scusate. Il suo legale ha ribadito quanto già detto ai nostri microfoni telefonicamente nelle scorse ore, di non voler rilasciare alcuna dichiarazione fino al termine dell'interrogatorio, che con tutta probabilità sarà la prossima settimana con il terzo round. In questo momento preferiamo non fare dichiarazioni e aspettare, farci sentire, confrontarci con i pubblici ministeri. Boraso è chiamato a rispondere di 12 episodi di corruzione che lo riguardano, relativi a destinazioni d'uso di aree commerciali, un parcheggio a ridosso dell'aeroporto di Venezia e trattative immobiliari di vario genere. Operazioni per le quali si sarebbe appoggiato a società immobiliari da lui controllate, facendo favori in cambio di mazzette. Nella vicenda rientra anche la vendita di Palazzo Papadopoli al magnate orientale Kwong, anche lui indagato, con base d'asta progressivamente ribassata da parte dell'imprenditore dell'area dei Pili di proprietà del sindaco di Venezia Brugnaro, indagato a sua volta. Lunedì scorso, le prime 8 ore di fronte ai PM Baccaglini e Terzo, Boraso le ha dedicate a un'introduzione generale per contestualizzare la sua attività di amministratore pubblico e di mediatore immobiliare. In questi interrogatori invece si entra nello specifico. Intanto è stata accolta l'istanza dell'avvocato Pauro, quindi Boraso potrà ricevere la visita del figlio in carcere come richiesto, che con buona probabilità sarà nel fine settimana. 9 in auto contro un furgone, una vicenda dai contorni ancora oscuri, quella dell'incidente avvenuto l'altra notte sul passante di Mestre. Tra le ipotesi di indagine della procura c'è anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Fuga e danneggiamento, abbandono di minore, ma soprattutto favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono queste le ipotesi di indagine sullo schianto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì lungo il passante di Mestre tra i caselli di Spinea e Martellago, su cui la procura dovrà fare chiarezza. Un'auto con a bordo 2 adulti e 5 bambini tra i 5 e i 7 anni, tutti di origine medio-orientale, ha colpito il furgone di interventi stradali di una ditta esterna che stava lavorando su un cantiere notturno e l'impatto l'ha messa fuori uso. Dopo essersi schiantati contro il furgone, i 2 uomini a bordo dell'auto sono fuggiti a piedi per i campi. Uno se l'è cavata, l'altro invece è stato preso. Nello schianto un operaio è rimasto lievemente ferito, ma i bambini nell'auto hanno avuto la peggio, 2 in particolare, trasportati in pediatria all'ospedale di Padova con varie fratture dagli operatori del SUEM 118, giunti sul posto insieme agli agenti della polizia stradale. Nessuno però è in pericolo di vita.
Le indagini ora cercheranno di chiarire le responsabilità dei 2 uomini nell'auto, ma soprattutto di ricostruire i passaggi che hanno portato i 5 bambini in Italia, non da ultima la loro destinazione, considerata anche la loro giovanissima età. Garantire la sicurezza di residenti e turisti a Venezia Centro Storico, agenti polacchi da giorni stanno pattugliando le calli. Da poco più di una settimana 2 agenti della polizia polacca affiancano i carabinieri durante i controlli per garantire la sicurezza a Venezia. L'iniziativa di cooperazione prevede pattuglie miste che quotidianamente vigilano le zone in cui si registra maggiore presenza turistica, non solo allo scopo di incrementare i livelli di sicurezza, ma anche per fornire un eventuale supporto agli stranieri. Gli agenti polacchi sono stati anche impegnati a fornire un supporto linguistico durante un'attività di controllo che ha riguardato un loro concittadino e verso cui sono stati eseguiti degli accertamenti. Nel corso dell'estate un'analoga attività di cooperazione si è concretizzata anche tra i carabinieri e la Guardia Civile spagnola nella prima metà del mese di luglio, la Gendarmeria Nazionale francese nella seconda metà di luglio e la Guardia Nazionale Repubblicana Portoghese nella prima metà di agosto. I pattugliamenti congiunti hanno portato buoni risultati in termini di prevenzione generale e sicurezza percepita dai cittadini, ma anche dai numerosi turisti che in questo periodo sono presenti in città. Si preannuncia un sabato da bollino nero per le strade ed autostrade del nord-est, attenzione massima soprattutto in A4 e poi sulla Romea, sulla Iesolana ed anche gli snodi più critici della A27, l'appello dei sindaci di diluire le partenze. Dovrebbe essere l'ultimo sabato da bollino nero a nord-est, l'ultimo di un'estate incandescente anche sul fronte della mobilità. Decine di migliaia di turisti che si metteranno alla guida, soprattutto per il rientro dai luoghi di villeggiatura, ma non mancheranno i nuovi vacanzieri. Sulla rete di autostrade Alto Adriatico la previsione è di 182.000 transiti, con ben 26.000 ingressi solo alla barriera dell'Isert. Occhi puntati sulla 4, in particolare sul tratto maledetto tra Veneto Orientale e Marca Trevigiana, dove si viaggia a 2 corsie. Sarà comunque un sabato molto difficile, soprattutto molto caldo, perché la situazione è questa: mancano infrastrutture e quindi quando mancano infrastrutture poi fai fatica anche a reggere questi numeri. Dalle autostrade alle arterie ordinarie il copione non cambia, si prevedono picchi di traffico sulla Treviso Mare, in Feltrina e su tutta la viabilità dalla montagna, i soliti coni di bottiglia sparsi tra Cadore e Longarone, direzione Pian di Vedoia. Altra sorvegliata speciale a sud, la solita Romea, dove i flussi maggiori si prevedono verso Piove di Sacco e il Padovano. Così il sindaco di Rosolina, che lancia un appello. Siano fatte veramente le cosiddette partenze e gli arrivi intelligenti, perché tra l'altro noi sabato registriamo un altro grosso boom di arrivi. Abbiamo la polizia stradale che sta facendo un bel lavoro del commissariato di Rovigo, della postale di Rovigo, per mantenere la sicurezza e per snellire il flusso. Con la fine dell'estate si avviano a conclusione i primi interventi, quelli più urgenti per l'impermeabilizzazione di Piazza San Marco, un miglioramento significativo, ma sulla carta il progetto non dovrebbe fermarsi qui. La notizia positiva è che ormai i lavori di impermeabilizzazione di Piazza San Marco a Venezia sono addirittura d'arrivo, l'intervento è quasi finito. Questo comporterà comunque un notevole miglioramento della situazione. L'aspetto meno confortante è che il progetto andrebbe poi completato con altri 2 stralci successivi, al momento non finanziati. Mancano quindi all'appello circa 40 milioni di euro, che al momento non ci sono. Spiega perché il titolare dell'impresa costruttiva, che ne ha curato la progettazione di tutte le fasi dei lavori. Questo è il primo stralcio del lavoro che prevede la messa in sicurezza delle acque alte di Piazza San Marco e l'ipotesi progettuale prevede che a questo primo ne seguano altri 2 di stralci. Ma mancano i soldi. Al momento non sono previsti i soldi necessari a finanziare il secondo e il terzo stralcio previsti dal progetto. Stiamo parlando di
una somma pari a circa una quarantina di milioni di euro, quindi una somma rilevante. Va detto che con la conclusione dei lavori del primo stralcio buona parte dei problemi legati all'acqua alta sul sedime di Piazza San Marco vengono già risolti. Viene anche proposta una soluzione alternativa per cercare di reperire i finanziamenti. Sarà quella giusta? La cosa migliore è che una volta chiusa la concessione vengano realizzati dopo l'esperimento di una gara che potrebbe essere bandita ad esempio dall'autorità per la laguna. Forse questa è la soluzione che consente una fattibilità più concreta. Operai e tecnici di Veritas al lavoro tutta la notte per riparare la condotta dell'acquedotto, la cui rottura ha messo a rischio l'erogazione idrica nel territorio comunale di Cavallino Tre Porti e nelle isole di Burano e Torcello. Ieri intorno alle 16 infatti a Canoghera si era aperta una falla nella condotta adduttrice che dalla centrale di Marocco rifornisce di acqua potabile Burano, Torcello e Cavallino. Veritas aveva segnalato la situazione al Comune di Venezia, che aveva emesso un'ordinanza di divieto di passaggio, ma non sembra essere stata rispettata. Quindi in mattinata ha riscritto al Comune evidenziando che la condotta è di primaria importanza e che deve essere salvaguardata, spiegando che via Litomarino non è compatibile con il continuo e prolungato transito di mezzi pesanti, come invece sta avvenendo da mesi. Venezia ed il Lido si preparano a vivere il momento d'oro della stagione. I prezzi delle camere negli alberghi sono quelli di alta stagione. Si può già fare una previsione per il 2025. L'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia porta il tutto esaurito negli hotel in città, non solo al Lido, che è pienissimo, anche nel centro storico. Al via c'è il classico periodo dei grandi eventi, il settembre tipicamente veneziano, tra Mostra del Cinema e Regata Storica e Premio Campiello, e poi, tra ottobre e novembre, gli ultimi mesi della Biennale d'Arte. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori è soddisfatto e ottimista. Con la Mostra del Cinema inizia il periodo di altissima stagione per gli alberghi veneziani, per il turismo veneziano. Si tratta di quel turismo alto spendente, di qualità, che verrà a Venezia per la Mostra del Cinema, per gli eventi, per gli ultimi mesi della Biennale, e che riempirà gli alberghi di Venezia e la città. Si tratta dei mesi di settembre e ottobre, e ormai questo periodo di altissima stagione sconfina fino a metà novembre. Il tasso di occupazione comunque e i risultati anche tra luglio e agosto, che notoriamente sono sempre stati di media stagione per la città, sono stati positivi. È stato confermato lo stesso andamento positivo dello scorso anno. Siamo quasi a oltre metà anno, si può ormai dare un primo giudizio, si può dire che il 2024 dal punto di vista delle presenze, arrivi ed economico è stato sicuramente positivo come l'anno precedente, come il 2023. Ormai ci si pone il quesito se il 2025, nonostante le guerre, nonostante una crisi economica che ormai sembra incombente, sarà altrettanto positivo, ma noi come albergatori lasciamo spazio alla speranza e ci stiamo già preparando ad un 2025 positivo. Alle porte, nelle strutture ricettive, tanti investimenti anche negli hotel di lusso. Lo stiamo facendo con moltissimi investimenti, sono tanti gli alberghi che sono chiusi perché stanno ristrutturando e stanno salendo di categoria, sono molti gli alberghi che stanno progettando di fare la stessa cosa nel prossimo futuro, ma sono anche tanti gli alberghi magari di categoria minore che stanno anche investendo, cercando di migliorare la qualità dell'accoglienza, e quindi ci stiamo preparando al 2025 stellare. Lo sport, ora basket, l'Umana Reyer femminile è pronta a ripartire per una nuova stagione. Aver ricevuto il materiale con lo scudetto, diciamo, attaccato è
è emozione pura. Quello che proveremo a fare noi quest'anno è ripetersi, e si sa che vincere è difficile, ripetersi è ancora più difficile, quindi faremo il nostro meglio già da domani. Forti dello scudetto ma con l'umiltà di ripartire sapendo di doversi impegnare ancora di più, le ragazze di coach Mazzon danno il via alla nuova stagione femminile dai colori oro-granata. Come si presenterà la squadra? I cambiamenti sono stati veramente minimi, abbiamo dovuto accettare alcune scelte come è giusto fare, abbiamo trovato anche delle soluzioni nuove per cercare di dare ancora più appeal a questa squadra, perché il nostro obiettivo è quello di confermarci in Italia, in Coppa Italia, in Supercoppa, nel campionato italiano, nel regular season, e di affrontare una competizione strepitosa, prestigiosa quale l'Eurolega, che affrontiamo non con una grande esperienza, ma la volontà di far bene, di cimentarci con le grandi squadre europee. La presentazione al Palasport a Liercio è stata anche l'occasione per fare un'analisi sulla situazione generale del basket femminile, in particolare su quelli che coach Mazzon definisce regolamenti ostili. L'NBA sta fagocitando, nel senso che le ragazze credo che sia al 30 aprile devono essere già in America per la preparazione, e quindi da noi invece il campionato finisce il 30 di maggio, e quindi chiaramente nessuna squadra italiana potrà mai firmare una giocatrice che va in WNBA, perché nel periodo, come se noi avessimo fatto i playoff l'anno scorso con Schio, per Schio uguale, e non avessimo potuto avere, che ne so, Queer, Shepard, ecco, sarebbe un suicidio ovviamente, e quindi questo è il vero problema che secondo me va affrontato. Ed ora la 3 giorni degli scout a Verona, dove ieri sera si è esibito anche Gianni Morandi. Che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore. È stato davvero un mondo d'amore quello che a Verona ha accolto il mito Gianni Morandi per il via ufficiale alla RUT 2024, evento che nel capoluogo scaligero sta richiamando oltre 20.000 capi e cape scout provenienti da tutta Italia. Dal palco Morandi ha tessuto il suo inno alla musica. È un grande veicolo che aiuta la gente, che fa star meglio, la musica porta felicità secondo me. C'era un ragazzo, fatti mandare dalla mamma, stai andando forte, alcune hit di una carriera che abbraccia intere generazioni. È proprio la musica il fil rouge delle celebrazioni per i 50 anni della Gesci, una storia fatta di emozioni e tempi diversi, ma con valori ed esperienze comuni. È amicizia e fratellanza, è servizio e carità, è comunità. Prima del canto, signor tra le tende schierati con cui tradizionalmente gli scout terminano le loro giornate di campo, si sono avvicendati sul palco il narratore Roberto Mercandini, l'attrice Camilla Filippi e il poeta e scrittore Joe Evan con le loro riflessioni sulla felicità. Infine l'alzabandiera che ha aperto una 3 giorni destinata a rimanere a lungo. Compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri. Sì, io t'amo più della mia vita. Ed ora un appuntamento sulla nostra emittente, quello di domenica alle 17:45, un appuntamento particolare in diretta. Trasmetteremo infatti la Varia di Palmi, antichissima e partecipata festa religiosa che ogni anno attira nel paese calabrese decine di migliaia di persone, un gemellaggio tra Media Nord-Est e Video Calabria. Tira piano piano casca sau, questa è la Varia di me non mi da sau, e vai, e tira piano piano casca sau, non ti preoccupare cavolao. L'Italia è bella proprio per questo, perché in ogni luogo, in ogni territorio, quindi non in ogni regione, ma in ogni area d'Italia ci sono delle peculiarità particolari. Peculiari come la Varia di Palmi, 600 anni di storia per un evento dichiarato patrimonio UNESCO nel 2013. La Calabria chiama e il Veneto risponde, perché le tradizioni non hanno confini. Ecco il senso di questo gemellaggio tra Media Nord-Est e Video Calabria, raccontare una manifestazione dalle radici lontane, nate per celebrare a Palmi l'Assunzione della Madonna e accompagnata dal fervore e dalla devozione della folla. Una manifestazione religiosa che sta nella storia, scritta nel XVII secolo, quando in tutta Europa nascevano queste feste religiose nelle quali il popolo intendeva avvicinarsi sempre più al Padre Celeste e costruiva queste macchine meccaniche
fatte artigianalmente, dove il più in alto cercavano di portare appunto un'animella o di portare la Madonna all'Assunzione più vicino al Padre Celeste, più vicino a Dio. A fine 800, inizi 900, un palmese costruì la caratteristica macchina conica alta 16 metri che attraversa il paese e dove a bordo trovano posto i figuranti, dagli apostoli agli angeli, dal Padre Eterno all'animella. L'animella è questa bimba che sta in cima ai 16 metri e viene portata nel momento della scasata, cioè del colpo di cannone, per la via principale di Palmi tra centinaia di migliaia di persone. Dalle 17:45 di domenica in diretta su Antenna 3, un evento ricco di tradizione, fede, arte e cultura. Un messaggio a tutti i telespettatori, permettetemi anche ai calabresi, e sono tantissimi, sono veramente migliaia nel Veneto, seguiteci su Antenna 3 Nord-Est, vi divertirete perché abbiamo messo in piedi una bellissima manifestazione, un bellissimo evento con una regia mobile con 10 telecamere, ci saranno delle radiocamere, ci sarà un drone che sorvolerà le enormi piazze e quindi ci mostrerà ogni momento, e al momento della scasata ci sarà anche una piccola camera sotto l'animella che ci farà godere tutto il percorso. Vi aspettiamo numerosi domenica sera. O sparo di cannoni. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, arrivederci.